Alabama presenta le 5 razze umane più pericolose. Finalmente scopriremo quali sono le razze umane più pericolose, quelle alla quale bisogna fare molta più attenzione, quelle che forse uccideranno tutti. Ciao bambini, io sono Andrea Rossi di Alabama, il programma famoso sugli alieni. Secondo uno studio recente dell'Alabama University sono state stilate le 5 razze più pericolose esistenti tra gli uomini. Ora andremo a scoprirle. Attenzione, se voi siete all'interno di queste razze, vi prego di non prendervela troppo, perché è stato fatto uno studio dall'Alabama University, che me lo sto inventando io. L'Alabama University ha fatto questo studio e ha dato delle motivazioni che oggi proprio il programma di Alabama, il famoso programma sugli alieni, vi spiegherà come mai queste sono le razze più pericolose. Quindi se sei uno di loro perché noi ti spacchiamo la testa, ti spacchiamo il culo. No. Questo è uno studio dell'Alabama University e va rispettato. Andiamo subito a vedere le 5 razze più pericolose esistenti tra gli uomini. Signori, via subito al video. Per questa top 5 delle razze più pericolose in questo pianeta, al numero 5, i cavallinotti. Signori, i cavallinotti, una popolazione che viene tra la laguna e il mare in costante guerra con i tre portini, dalla quale prende il nome il loro comune cavallino Tre Porti. Pensare che per dividersi le due fazioni si sono addirittura create delle voragini in mezzo alle strade principali del comune, una vera e propria guerra con un sacco di vittime. Al numero 4 di questa top 5, signori, incredibilmente ci sono i Tre Portini, i nemici dei cavallinotti, i Tre Portini che vivono in un'isoletta piccola collegata con dei ponticelli, con delle costruzioni a forma di pene, per combattere contro i cavallinotti, contro i buranelli che vogliono invadere il territorio di Tre Porti. Attenzione, i Tre Portini sono in via d'estinzione proprio per la aggressiva colonizzazione dei buranelli. Al numero 3, signori, gli esolani, ma quelli di Cortellazzo, solo quelli di Cortellazzo. Cortellazzo è un posto abbandonato da Dio, che nessuno sa l'esistenza. I ponti si distruggono da soli sui fiumi, le spiagge vengono mangiate dal mare, la popolazione è arrabbiatissima. Al numero 2, incredibilmente in questa top 5 ci sono i Chioggiotti, una razza pericolosissima. Anche loro vivono in un'isola piccola, si chiamano tutti dello stesso nome, con lo stesso cognome, Boscolo. Hanno paura l'uno dell'altro, fin dall'antichità hanno imparato a darsi le botte. Potrebbero conquistare il mondo se solo 10 di loro decidessero di essere amici e collaborare nella conquista. Gli uomini cattivissimi, le donne invece gli esce il fumo dalle orecchie quando si arrabbiano e potrebbero veramente fare una strage. Pensate da quanto sono cattivi, addirittura la Telecom non mette il loro nome vero sull'elenco telefonico per la paura di prendere botte da loro. Chioggiotti che sono molto in voga su Google. Al numero 1 invece, signori, i buranelli sono rimasti, pensate, su un'isoletta per più di 1000 anni, finché non hanno inventato i barchini a motore solo e solamente per spaccare i denti ai Tre Portini e ai cavallinotti. Nell'antichità inventano un biscotto chiamato bussolao buranello solo per far venire il diabete ed appesantire i cavallinotti, i Tre Portini, per conquistarli e riempirli di botte. Questa è la top 5 delle 5 razze più pericolose esistenti in questo pianeta. Scrivi qui sotto quella che ti spaventa di più, metti mi piace, condividi la verità di Alabama.